giornata, ben trovati in diretta, prima edizione di Antenna 3, in questo sabato festivo, festa della liberazione. Ci sono molte cerimonie naturalmente in ciascun capoluogo della provinciale del Veneto per questo 25 aprile, che naturalmente per Venezia ha anche un altro significato, festa di San Marco, festa del Bocco, ma poi parleremo anche di calcio, perché per Venezia potrebbe avere un significato anche sportivo questa giornata. Non basta, c'è parecchia cronaca e poi ricordo che proprio adesso alle 12 scatta la chiusura dei termini per il deposito delle liste e delle candidature per le elezioni comunali che si svolgeranno tra un mese, e dunque in decine di comuni del Veneto, come del resto d'Italia naturalmente, si sta lavorando alle ultime liste, alle ultime discese in campo per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Poi ne parleremo naturalmente facendo il punto provinciale questa sera nei nostri telegiornali. Adesso andiamo alla cronaca, dunque a questa violenta rapina che si è verificata a Feltre, che fa ancora parlare. L'imprenditore e la moglie legati e chiusi in bagno da 3 banditi, è naturalmente caccia alla banda che ha colpito in maniera così violenta. Il terrore dei vicini che, sentendo le grida, si sono attivati. Rapina e nottata di terrore per i coniugi Bassani, che nonostante tutto questa mattina sono andati a lavorare con i loro fiori. I rapinatori si sono introdotti nella loro villetta di via Culiada, lungo la strada che da Feltre porta a Fonzaso, legandoli e chiudendoli in bagno. Le urla delle vittime hanno richiamato l'attenzione di alcuni vicini, che hanno allertato i carabinieri, prontamente intervenuti. La zona, come ci racconta chi abita lì poco distante, purtroppo non è nuova a simili episodi. L'anno scorso, in giugno, di notte, ho sentito dei rumori, però ho udito lei gatti, però 2 gatti che girano qua e là. Poi mi sono alzato alle 2 ad andare in bagno, ho trovato un casino e mi hanno aperto i cassetti, ho preso il portafoglio di mia moglie, il mio, i recini, e hanno portato via. Per fortuna mi hanno lasciato gli documenti, però non ho più dormito dopo. È stato un stress continuo perché non pensavo. Indagini coordinate dall'autorità giudiziaria sono in corso da parte dei carabinieri di Feltre e Belluno. Vicenda naturalmente che scuote l'intera comunità di Feltre. Allora sentiamo le voci che hanno raccolto i colleghi di Belluno. Via Culiada, una strada lunghissima che da Feltre porta a Fonzaso, teatro purtroppo di un fatto criminoso. Rapina di notte con vittime chiuse legate in bagno, città attonita di fronte a quanto accaduto, a cominciare dal suo primo cittadino. Quanto accaduto a Feltrino è un episodio grave che richiede la massima attenzione. Come comune siamo in costante contatto con tutte le forze dell'ordine che stanno operando con professionalità e tempestività e alle quali va il nostro pieno supporto. Da tempo stiamo lavorando sul tema sicurezza e rafforzare il sistema di sicurezza sul territorio è uno dei progetti. Oggi a Feltre sono attive circa 60 telecamere di videosorveglianza e il nostro impegno è quello di implementarli ulteriormente anche con sistemi di lettura target nelle principali rotatorie e nei punti di accesso alla città. Feltre resta nel complesso un territorio sufficientemente sicuro, tuttavia episodi come questi non vanno sottovalutati. Devono essere affrontati con determinazione e prevenuti con ogni mezzo possibile. Abbastanza drammatica la faccenda, ormai non si è più sicuri da nessuna parte. Ho sentito adesso al mercato. E che effetto le fa una notizia? Orrendo. Paura. Paura. Che effetto le fa una notizia? Brutta, molto brutta, perché non siamo più sicuri. Non si è più tranquilli al giorno d'oggi, quindi bisogna stare attenti e niente, sperare. Noi che abbiamo figli, cioè, vabbè, anche chi non ha figli, ma noi che abbiamo una figlia sinceramente è ancora peggio. Sono stati addirittura legati, quindi uno non è più tranquillo neanche in casa propria, cioè una roba tremenda.
per quanto mi riguarda. Sicuramente non mi fa sentire a mio agio, al sicuro, mettiamola così, se succedono queste cose. Mi dispiace, ma sono cose che succedono qui, succedono in altre città, non ci possiamo fare niente. Le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, ma non possono essere ovunque. Queste dunque le reazioni dei residenti, e restiamo a Feltre con un'altra notizia di cronaca. Chiederei cortesemente alla regia di mostrarci il PC. Qui siamo sulle pagine del Gazzettino. Gli scoppia il fucile in mano, ex militare di Istrana in coma. L'incidente al tiro a segno proprio di Feltre, lo vedete, Marcello Vettori, 74 anni, ex colonnello dell'aeronautica, è in fin di vita al Cafoncello perché il fucile gli è esploso in mano proprio nel momento in cui ha premuto il grilletto e un frammento metallico l'ha colpito alla testa. Ex colonnello dell'aeronautica, si è accasciato, è stato soccorso, ma le sue condizioni sono molto gravi. Continuiamo in tema di rapine, spostandoci a Vicenza, dove c'è stata nei giorni scorsi la rapina a casa dell'ex senatore Alberto Filippi. Un obiettivo a quanto pare preciso, studiato nei dettagli, non gioielli generici ma una collezione di altissimo livello, gli orologi che sarebbero il vero bersaglio del colpo, un bottino che supera i 2 milioni di euro. Il dato che emerge con chiarezza dalle indagini sull'assalto alla famiglia Filippi è uno: i banditi sapevano cosa cercare. Non un furto improvvisato, ma un colpo mirato alla collezione di orologi di lusso custodita nella villa. Un patrimonio che supera i 2 milioni e 2 di euro, composto da pezzi rari e di altissimo valore. Tra questi spicca un modello Patek Philippe del valore stimato di circa 600.000 euro, un unico orologio che da solo rappresenta una fetta consistente del bottino. Elementi che rafforzano l'ipotesi investigativa. La banda conosceva l'esistenza della collezione e probabilmente anche la sua collocazione. Un dettaglio che apre alla certezza del basista, qualcuno in grado di indicare ai rapinatori obiettivi e priorità. Non a caso durante l'assalto i malviventi si sono concentrati proprio su quegli oggetti, tralasciando altro. Segno di un'azione preparata, selettiva, con tempi rapidi e margini ridotti di errore. Ora la caccia dei carabinieri si concentra sui responsabili, ma soprattutto su chi potrebbe aver fornito informazioni decisive per mettere a segno quello che si configura come un vero colpo milionario. E prima di andare avanti coi servizi, un'altra notizia che arriva oggi dalla questura di Padova. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 46 anni e una donna di 26 autori di un tentativo di truffa ai danni di un'anziana di 87 anni, residente appunto a Padova, che, accortasi che la stavano raggirando, è riuscita ad avvisare un vicino di casa chiedendogli di chiamare la polizia, che è prontamente arrivata e si è nascosta a casa dell'anziana, riuscendo a bloccare e arrestare i due truffatori. E dunque bravissima questa pensionata che ha avuto la prontezza di reagire, e ai vicini che l'hanno aiutata naturalmente, alla polizia. Allora andiamo avanti, cronaca giudiziaria adesso, l'inchiesta Palude, Brugnaro e Ceron saranno interrogati a settembre nell'ambito dell'inchiesta, l'ha comunicato il GUP, Innocenti, nell'udienza in aula bunker a Mestre. L'udienza del 17 giugno, dove cominceranno gli interrogatori di chi li ha chiesti, e poi sono state fissate 2 udienze a settembre, il 16 e il 25 di settembre, per gli interrogatori del sindaco, del dottor Brugnaro, del dottor Cerone e del dottor Donadini. Dopo l'estate dunque Luigi Brugnaro, indagato per corruzione insieme ad altre 24 persone, il direttore generale Morris Cerone e il vice capo di gabinetto del comune di Venezia Derek Donadini potranno dire la loro davanti al GUP Andrea Innocenti e replicare alle accuse mosse dalla procura nei loro confronti nell'ambito dell'inchiesta Palude. Brugnaro ha dichiarato il suo legale al termine dell'udienza, vuole far sentire la propria voce e proclamare la sua innocenza in questo processo. Finora, ha concluso l'avvocato Rampinelli, non ha raccolto gli inviti dei PM perché vuole parlare a un giudice. Una decisione invece sull'utilizzabilità o meno degli atti depositati dai PM dopo il novembre 2022 verrà presa solo al termine dell'udienza preliminare. Ha deciso di rinviare alla post discussione dell'udienza preliminare
la decisione sull'utilizzabilità degli atti, ritenendo che non ci sia un obbligo processuale di deciderla prima. Quindi ha detto che rimane sul tappeto per come è stata proposta, ma che non si pronuncia in questa fase intermedia. Secondo me complica un po' il prosieguo della gestione dell'udienza preliminare, però è una decisione interlocutoria che lascia interamente sul tappeto la questione e dal mio punto di vista la sua fondatezza. Secondo diverse difese, infatti, gli atti depositati dai magistrati dopo il novembre 2022 sono da considerarsi inutilizzabili perché le indagini non sarebbero state prorogate regolarmente alla scadenza dei termini. Nel corso dell'udienza è stato dichiarato il non luogo a procedere di Francesco Piccolo per incapacità irreversibile dell'imputato. E poi c'è il colpo di scena arrivato nel processo sullo scandalo falsi Green Pass. Siamo a Treviso. Il giudice esclude le intercettazioni telefoniche, prova fondamentale nel procedimento, e dunque l'intero processo risulta adesso a rischio. Inutilizzabili tutte le intercettazioni telefoniche, quelle che secondo l'accusa avrebbero definito l'associazione a delinquere finalizzata al falso in atto pubblico. Una svolta che potrebbe cambiare tutto nel processo dei falsi tamponi Covid e falsi Green Pass. 23 imputati, tra cui l'ex prefetto di Treviso Maria Augusta Marrosu, che hanno deciso di andare a dibattimento, potrebbero essere assolti. La prova più importante per l'accusa non sarà ammessa al processo. Chiaramente la dichiarazione di inutilizzabilità accolta oggi dal giudice rende certamente monco in maniera importante il processo. Il giudice Iuri De Biasi ha motivato la sua decisione spiegando che decreti autorizzativi delle stesse intercettazioni non sarebbero state motivate dal GIP Marco Biagetti. In particolare la Corte ha precisato che gli atti del giudice per le indagini preliminari avrebbero dovuto contenere un'autonoma valutazione sulla gravità degli indizi e sull'esigenza di procedere alle intercettazioni. Una decisione che cambia tutto. Saranno sentiti soltanto i testimoni che però senza il supporto delle intercettazioni telefoniche potranno riferire dei fatti, in particolar modo attività di osservazioni e controllo che però non sono sufficienti a nostro giudizio per concludere in senso di una penale responsabilità a carico degli imputati il processo. Un'inchiesta, quella dei falsi Green Pass, che aveva coinvolto, oltre ai 23 imputati, altre 9 persone. 6 avevano deciso di patteggiare, per 2 era stata concessa la messa alla prova ed uno infine aveva deciso per il rito abbreviato. Diversa la situazione per chi ha scelto un rito alternativo. Per coloro che hanno deciso di definire con patteggiamento o con rito abbreviato, laddove non sono stati già eccepiti, parlo del rito abbreviato, difetti dei decreti di intercettazione, saranno giudicati con il materiale probatorio delle intercettazioni che fanno parte in quel caso del processo. Il meccanismo, secondo gli investigatori, sarebbe stato semplice. Sarebbero stati fabbricati falsi test positivi oppure sarebbero stati clonati codici QR code di soggetti vaccinati. I dati caricati sul portale della regione inducevano in errore il sistema che emetteva certificazioni valide per chi voleva girare le restrizioni. Le intercettazioni telefoniche avrebbero svelato poi il traffico di Green Pass falsificati in tutta la sua portata per clienti provenienti addirittura da fuori regione. Ora il processo rischia un brusco stop. L'omicidio di Marco Cossi a Padova, resta da chiarire il giallo dietro alla presunta attività di spaccio legata al food truck. L'ex moglie di Cossi, Giorgiana Costà, che nega categoricamente da parte sua questa ipotesi. Ci metto la mano sul fuoco, dice. Assolutamente no, non credo questa cosa qua. E metto le mani in fuoco, assolutamente no, e come ho detto un po' a tutti, no, lui aveva un sogno di aprirsi un food truck, non fare affari di queste cose qua.
Assolutamente non sono d'accordo. Giorgiana Costacche non ci crede e nega categoricamente il coinvolgimento di Marco Cossi in un presunto progetto di attività di spaccio. La 39enne, ex moglie del 48enne ucciso con più di 15 coltellate a Padova, non crede quindi alla versione fornita da Samuele Donadello agli inquirenti. Proprio quest'ultimo doveva essere il futuro socio in un progetto di food truck che sarebbe dovuto partire proprio la sera dell'aggressione. Secondo una prima ricostruzione, la lite tra i due sarebbe nata da contrasti legati alle presunte attività illecite, tra cui l'ipotesi che il chiosco potesse nascondere un traffico di droghe sintetiche e sigarette al THC. Una versione che non convince però l'ex moglie, con la quale Marco era stato sposato fino al 2019. Resta inoltre da chiarire, attraverso gli esami tossicologici, se Cossi fosse sotto l'effetto di sostanze al momento dei fatti. Anche su questo punto l'ex moglie ridimensiona, ammette un consumo occasionale ma limitato al tempo libero. Conosco Marco da quando avevo 17 anni. Non ho mai avuto problemi con lui su questa cosa qua. È vero, posso dire, ok, finiva la settimana, fumava una sigaretta di quella così, ma solo per rilassarsi, tranquillo in casa, senza le mani sul volante, cioè basta così. Ma per fare affari assolutamente no. Conosco molto bene Marco e non era questo tipo di uomo. Diversi gli amici che avevano messo in guardia Cossi proprio da Donadello. Tutti gli amici gli dicevano: stai attento, non va bene che ti chiede sempre soldi. Cioè, non è stato uno che gli ha detto ok, non lo conosciamo come Masterchef, ecco, c'ha questo soprannome. Stai attento con Masterchef perché veramente non va bene con questa persona. C'è però chi Samuele Donadello lo conosce fin dall'infanzia e lo descrive in maniera completamente diversa. Tra questi Demis Perdoncin, titolare del Caffè Noir di Bresseo, bar frequentato dal 47enne ora in carcere. Persona tranquilla, una buona famiglia, non aveva molto un lavoro stabile ultimamente, ma comunque era sempre stato un lavoratore, una persona che si è sempre impegnata. E non si aspettava una cosa del genere? Non se l'aspettava assolutamente nessuno, siamo ancora increduli, facciamo ancora fatica a credere a quello che abbiamo letto. Io faccio fatica onestamente a crederci, poi ovviamente gli inquirenti faranno il loro corso. Non credo, non mi sembrava, e poi conoscendo poi la famiglia assolutamente mi sembra che lui fosse lontano da queste cose. Questo è il punto dunque sulla vicenda. I 4 attivisti invece del centro sociale Pedro, rimaniamo a Padova, colpiti da 7 misure di prevenzione dopo l'aggressione a una pattuglia dei carabinieri in città. Lo ricorderete, 7 i militari che erano rimasti feriti negli scontri. 7 misure di prevenzione personale, tra cui 4 DASPO Willy, di cui 3 con obbligo di firma, 2 avvisi orali e un DASPO fuori contesto. È il bilancio dei provvedimenti emessi dal questore di Padova nei confronti di 4 attivisti del centro sociale Pedro, arrestati dopo l'aggressione a una pattuglia dei carabinieri avvenuta il 15 aprile in via Annibale da Bassano, durante la quale 7 militari sono rimasti feriti. I destinatari dei provvedimenti, tra i 21 e i 31 anni, erano stati fermati nel corso di un controllo nell'area della stazione. Secondo la ricostruzione, hanno reagito con violenza mentre un gruppo di circa 40 attivisti accerchiava i militari ostacolando l'intervento. I 4 sono stati arrestati in flagranza per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giudice ha convalidato gli arresti disponendo l'obbligo di dimora a Padova e restrizioni orarie notturne. Dagli accertamenti è emerso inoltre che 3 degli arrestati erano già stati denunciati per una precedente aggressione avvenuta il 15 febbraio dello scorso anno in Prato della Valle, ai danni di militanti di Casa Pound, in cui un 32enne aveva riportato gravi lesioni a un occhio. Alla luce degli elementi raccolti, il questore ha vietato ai 4 l'accesso ai locali pubblici della provincia per 3 anni, con obbligo di firma per 3 di loro, e per un 30enne anche il divieto di accesso agli impianti sportivi per 5 anni. Stava per soffocare dopo aver ingerito un giocattolo. La prontezza della mamma e dell'infermiere del SUEM 118 con cui era al telefono hanno permesso che il piccolo di 9 mesi si salvasse. Siamo ancora una volta nel Padovano, dove si sono vissuti comprensibili momenti di grandissima paura. Stava tranquillamente giocando un bimbo di 9 mesi quando è diventato improvvisamente cianotico. La mamma ha subito chiamato il 118. L'operatore del SUEM, capita la gravità della situazione, ha guidato subito la donna a praticare le manovre di disostruzione pediatrica.
quel punto l'infermiere ha capito subito che si trattava di un'ostruzione delle vie aeree dal corpo estraneo, quindi ha fornito alla mamma le istruzioni per eseguire la manovra di ostruzione delle vie aeree, quindi con 5 colpi tra le scapole, poi una rotazione del bambino sempre con la testa inclinata verso il basso e delle compressioni toraciche, ma già con le compressioni dorsali il corpo estraneo è stato rimosso e quindi il bambino ha ripreso a respirare. L'infermiere è stato veramente molto bravo ed è formato, quindi come tutto il personale, a fornire istruzioni per arrivo anche su questo tipo di problematica. Il piccolo aveva ingerito accidentalmente un gioco in casa e non riusciva più a respirare. Grazie al sanitario e alla madre, però, è riuscito a liberarsi. Quando il mezzo del 118 è giunto sul posto, il bambino respirava già autonomamente ed era fuori pericolo di vita. Anche il presidente della regione, Alberto Stefani, ha voluto complimentarsi con l'infermiere Gianluca Trevisan e con tutto il team del SUEN 118 dell'azienda ospedaliera di Padova. Davvero una buona notizia. E in tanti invece hanno voluto partecipare all'ultimo saluto al generale Maurizio Stefanizzi, gremita alla chiesa di Santa Giustina in Prato della Valle, sempre a Padova. In centinaia nella Basilica di Santa Giustina a Padova hanno voluto portare il loro ultimo saluto al generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi. Molti i carabinieri che hanno voluto tributare il loro rispetto ad un uomo ricordato da tutti per la sua fedeltà allo Stato e la sua profonda umanità, come ha ricordato anche nell'omelia il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla. Io ho visto segni della fede in alcuni suoi atteggiamenti che penso siano consigliati da tutti voi. Il primo è il suo desiderio di educare. La città con le sue istituzioni, ma anche i tanti padovani che hanno voluto rendere omaggio al generale Stefanizzi, che fino allo scorso 30 giugno ha guidato proprio nella città del Santo il comando interregionale Carabinieri Vittorio Veneto. Ha saputo ovviamente servire lo Stato, ma ha saputo anche creare grandi amicizie, grandi legami, grazie ovviamente alla sua enorme empatia e capacità di rappresentare e di servire sempre. Ecco, questo è un ricordo che ovviamente porteremo nel cuore in questo momento di cordoglio, ma lo faremo ovviamente con grande passione, grande amicizia e grande riconoscenza. Voltiamo pagina, andiamo all'altro caso di queste ore che interessa sempre Venezia. Il ministro della Cultura non sarà all'inaugurazione della Biennale né alle giornate di preapertura. Si è consumato così lo strappo finale tra Roma e Buttafuoco. Non è bastato che la Russia decidesse in queste ore di chiudere il padiglione al pubblico. 2 colpi di scena in poche ore in laguna. La Federazione Russa ha deciso di non aprire al pubblico il proprio padiglione ai giardini alla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, ma il ministro dei beni culturali Alessandro Giuri ha comunicato che non ci sarà a Venezia nei giorni della vernice della mostra, fatto anche questo clamoroso e con pochi eguali nella storia ultracentenaria della Biennale. Sulla scelta della Russia, le pressioni a livello governativo italiano per spingere la Russia al ritiro hanno evidentemente avuto il loro effetto. Tecnicamente non si può parlare di ritiro perché il padiglione russo sarà aperto con performance degli artisti, ma solo per 4 giorni dal 5 all'8 maggio, nei giorni di vernice per la stampa e addetti ai lavori. Dal 9 maggio a novembre, ovvero per l'intera durata della mostra, il padiglione non sarà visitabile né aperto al pubblico, ma rimarrà chiuso come è avvenuto negli ultimi anni. Inoltre, anche nei giorni della vernice e delle inaugurazioni di tutti i padiglioni degli stati esteri, per quello della Russia non ci sarà nessuna cerimonia pubblica ufficiale. Uno scenario che dà ragione all'operato della Biennale e del presidente Pietrangelo Buttafuoco, che hanno sempre sostenuto di non avere alcun titolo o strumenti per chiudere alcun padiglione, ma al tempo stesso anche il governo e il ministro dei beni culturali Alessandro Giuri hanno raggiunto il loro obiettivo: non offrire alla Russia una vetrina. La decisione della Federazione Russa
fa seguito alla scelta di tutti i girati di non considerare la Russia e l'Iran tra i padiglioni in concorso per ricevere premi o menzioni ufficiali. L'assenza di giuri però assomiglia a uno strappo finale con la Biennale. E non è l'unica polemica in città, perché le RSU del Teatro La Fenice hanno inviato una nota: da Venezia affermazioni gravi che attaccano la fondazione. Le RSU del teatro hanno espresso profonda costernazione e amarezza per le dichiarazioni rilasciate da Beatrice Venezzi in un'intervista al quotidiano argentino La Nación, pubblicato il 23 di aprile, secondo cui i posti nell'orchestra veneziana si tramanderebbero di padre in figlio. Si tratta di affermazioni gravi, scrivono i lavoratori, false e offensive che ledono la professionalità, il merito e la dignità delle professoresse e dei professori d'orchestra della Fenice, professionisti di altissimo livello, selezionati esclusivamente attraverso concorsi pubblici internazionali basati su talento e rigore di procedure. E dunque anche in questo caso il braccio di ferro continua con Beatrice Venezzi. Fa discutere anche il tema immigrazione. Ci spostiamo a Treviso dopo gli sgomberi dei parcheggi. La pulizia dei park, pulizia straordinaria dai rifiuti, ma anche dalle coperte, dai materassi dei giovani migranti che vi dormivano. Ieri si è infiammato il clima davanti al municipio di Treviso con uno scambio di accuse reciproche tra il sindaco Mario Conte e i rappresentanti dell'opposizione. Ma non essendoci mai dove, io mica sono in consiglio comunale, sono segretario di un partito, di che cosa stai dicendo? Sei stato sostituito. Tu sei stato capogruppo, no, scusi, questo signore è stato capogruppo del Partito Democratico quando il vice sindaco Grigoletto faceva esattamente la stessa cosa al Parco Appiani, sgombrato, pulito e sanificato. Questo era il capogruppo del PD. Ed eravamo lì a dire che si sbagliava. Ed eravamo lì democraticamente a dire che uno dei nostri stava sbagliando. Mario, dai, tutti sempre nelle personali. No, sei tu che chiacchieri. E pensare che l'incontro, per quanto casuale sotto Casugana, era iniziato con toni cordiali e rilassati. Protagonisti da una parte il sindaco Mario Conte e l'assessore Sandro Zampese, dall'altra Giovanni Tonella, segretario cittadino del PD, Said Caibi e Marco Scolese per AVS. Un semplice saluto è così diventato un ring, per quanto dialettico, nei giorni caldi degli sgomberi tra Dal Negro e Appiani. Lo scambio di accuse è reciproco, strumentalizzazione, la parola ricorrente. La nostra gente ci chiede che i parcheggi siano utilizzati come parcheggi, che siano sanificati, che siano sicuri e che siano messi in sicurezza. Poi quelle che sono persone devono essere accompagnate in un percorso di inserimento anche sociale, cosa che stiamo facendo con Caritas, con Sant'Egidio, con la nostra gente, anche tutti i cittadini, ma non certo con quella gente, tra le quali c'è anche gente vostra, che in modo strumentale porta una piccola parte di migranti, perché gli altri non li ha mai considerati, sotto il municipio. Che sono inaccettabili, Mario. No, Mario, fermi. No, la stai portando tu. Mario, fermo. Allora, questa è un'insinuazione, Mario, che non è vera. Esattamente, il tema è questo. Convoca un tavolo qui con tutti i soggetti. Diamo una mano alla città. Noi vogliamo dare una mano alla città. Riepilogando, l'opposizione, Giovanni Tonella in testa, chiede un tavolo permanente sul fenomeno migratorio allargato alle categorie economiche. Tavolo che, dice il sindaco, c'è già ed è pure operativo. Muro contro muro, che riguarda anche la riapertura del dormitorio di via Pasubio. In una nota congiunta è l'intera opposizione a chiederla in via emergenziale. Tranchant, il primo cittadino. Per quanto riguarda invece la riapertura di via Pasubio, purtroppo non è possibile questa soluzione, perché quell'immobile avrà un'altra destinazione pubblica che fra qualche settimana verrà annunciata. Ciò che non è giusto è che ci siano delle persone che siano costrette a dormire per strada. Il sindaco può dire quel che vuole, ma il problema c'è e va affrontato. Abbiamo portato delle proposte, adesso il sindaco ci ascolti. Immigrazione, lavoro, case introvabili. Da tempo tra maggioranza e opposizione i toni non erano così accesi. Noi stiamo facendo delle proposte, arriveremo in consiglio comunale e faremo delle proposte. Togliti dalla schiera di chiacchiere, di coloro che chiacchierano e fanno politica, e vieni nella schiera di coloro che lavorano. Da molto tempo e sai che noi lavoriamo, non chiacchieriamo. Vieni dalla parte di quelli che lavorano. No, noi abbiamo sempre lavorato, Mario. Questa è una situazione che non si può fare, Mario. Vieni dalla parte di coloro che lavorano.
Questo dunque l'avete visto, la scena davanti a Cassugana. Adesso andiamo alla tragedia della strada che si sono consumate nelle ultime ore nel Trevigiano. Innanzitutto lo schianto a Tovena di Cison di Valmarino perché non ce l'ha fatta, ragazzo di appena 19 anni che si è schiantato contro il cancello e il muro dell'ex scuola comunale. Un impatto devastante, l'auto distrutta in Piazza della Vittoria, il corpo sbalzato dalla vettura e finito sui gradini dell'edificio. Il ragazzo di origini moldave che abitava a Vittorio Veneto aveva trascorso la serata con gli amici proprio in un bar poco distante dal luogo del drammatico incidente, aveva preso la macchina pochi istanti e il tragico schianto, immediatamente soccorso, le sue condizioni erano apparse fin da subito estremamente gravi. E sono in corso accertamenti sulla pericolosità della recinzione contro cui è finita la 53enne morta a Pieve di Soligo. C'è anche in previsione un'ispezione diagnostica della salma, l'inchiesta sulla tragica fine della 53enne trafitta di fatto dalla ringhiera. In questa strada, a Solighetto, è tutto un susseguirsi di amici e vicini di casa di Angela Varavco, che ha perso la vita in un modo che ha dell'incredibile, trafitta dalla recinzione di un giardino. È il dolore di un'intera comunità per una persona che viveva a Pieve di Soligo da oltre 20 anni. Sono le 19:30, le famiglie di via Possamai stanno cenando. Una strada tranquilla, poco traffico, una quiete interrotta dalla tragedia che si consuma in un attimo in corrispondenza di una leggera discesa e di una curva. Angela probabilmente perde il controllo della sua bicicletta, si schianta contro la cancellata di un'abitazione e rimane trafitta, morendo sul colpo. Ho visto le macchine passare, ma si fermavano e ora stiamo mangiando e goita me fia. Qua è successo qualcosa sicuro, andiamo fuori e vedo la signora piccata alla ringhiera, ma ha fatto tutto da sola. Non so. Una tragedia pazzesca. Io non ho mai visto una cosa simile. Veramente incredibile, proprio una cosa veramente incredibile perché purtroppo la vita è così. Non era mai successo niente di incidenti o altro in questo momento? Non è mai successo niente, qua non è mai successo incidenti qua. Un destino terribile per Angela Varavco, 53 anni, di origine moldava, che viveva a poche decine di metri dal luogo della tragedia, una discesa che aveva già percorso migliaia di volte e un incidente sul quale stanno indagando i carabinieri, anche se pare escluso che siano coinvolte altre persone, auto o moto. Quanto alla pericolosità della cancellata è un tema al vaglio degli investigatori e sul quale si pronuncerà la magistratura. Cordoglio anche da parte del sindaco Stefano Soldanna, la famiglia. Angela era ben voluta. Si fermano due donne a depositare un fiore. Era un'amica speciale, una brava persona, mormorano tra le lacrime. Lasciamo per ora la cronaca, andiamo a questo 25 aprile, partiamo dalle polemiche, quelle che ha suscitato l'iniziativa del sindaco leghista di Noventa Padovana Marcello Bano, che ha deciso durante le celebrazioni di oggi di far cantare Bella Ciao, e il fuoriuscito del Carroccio, il generale Roberto Vannacci, che è intervenuto su questo tema. A sua volta è intervenuto il consigliere regionale ed esponente della Lega Roberto Marcato, che ha sottolineato come ognuno sia libero di cantare o meno l'inno partigiano. Beh, delle critiche fatte alla Lega del generale Vannacci non mi interessa assolutamente nulla, ovviamente. Anche lui però, come dire, fa parte di quel teatrino che troppo spesso vediamo in situazioni che dovrebbero unire il paese, come il 25 aprile, invece usiamo simboli forti che appartengono alla storia delle nostre comunità per fare polemiche politiche. Ecco, io non mi ascrivo a questo teatrino. Evidentemente Bella Ciao è una canzone che ha un significato, la si può cantare, la si può non cantare, ci deve essere assoluta libertà, ma usare il 25 aprile per dire chi è contro, chi è a favore, e i simboli sono i miei e tu non te ne puoi appropriare, e tutta questa narrazione di contrapposizioni io lo trovo davvero discutibile, per cui
Bano si sente di cantare Bella Ciao ed è giusto che lo faccia, qualcun altro non se la sente di cantarlo ed è giusto che non lo faccia. Io ho la fortuna di essere veneto, di avere il Leone di San Marco impresso nel cuore e quindi il 25 aprile per me innanzitutto è San Marco, e ricordo anche che nella nostra bandiera c'è scritto pace. Così Roberto Marcato. Andiamo a sentire l'intervista che i colleghi della redazione di Padova hanno realizzato a Floriana Rizzetto, presidente dell'ANPI, che dice fu l'inizio, il 25 aprile naturalmente, di un processo che portò alla nostra Costituzione. 25 aprile resta una festa fondamentale per la nostra Repubblica, la festa da cui di fatto è nata la nostra Repubblica, dei valori che vanno trasmessi in questo mondo che sembra davvero impazzito e che vanno consegnati alle giovani generazioni. Certo, teniamo conto del 25 aprile che segna la liberazione di Milano e di Genova, perché poi per esempio Padova fu liberata il 28 e così ancora fino ai primi di maggio si combatté in Trentino. Ecco, segna appunto la fine della guerra, ma anche l'inizio di un processo che, tenendo conto appunto della partecipazione dei partigiani alla lotta di liberazione, portò evidentemente a una serie di conquiste, tra cui la possibilità di votare, perché non avevano il diritto al voto le donne, ma non votavano più neanche gli uomini da dopo il ventennio fascista, e quindi noi teniamo conto, in questo momento siamo a celebrare 80esimi, l'altro anno la fine della guerra, quest'anno il 2 giugno, importantissima data perché porta alla Repubblica, evidentemente la monarchia che aveva veramente poco meritato negli ultimi tempi, viene bocciata dal referendum, si passa alla Repubblica e si passa, non solo tutte le donne votano, c'erano alcune zone, c'erano votate già nelle amministrative del marzo, ma viene eletta l'Assemblea Costituente che porterà alla creazione della Costituzione, che entrerà in vigore il 1° gennaio del 1948, cosa fondamentale perché garantisce appunto per diritti per tutti la democrazia del governo e i diritti, i doveri anche ovviamente, ma i diritti per tutti, uomini e donne. Ecco, quindi per cui dobbiamo continuare a lottare per mantenere questa conquista loro. Ecco, 2 giugno 1946 per la prima volta le donne, lei diceva che votarono in alcune amministrative qualche mese prima, ma votano in Italia e votano per decidere la nuova forma di governo dello Stato italiano, donne che durante la lotta partigiana di liberazione al nazifascismo avevano avuto ruoli fondamentali che spesso sono dimenticati. Infatti, perché devo dire che al momento della liberazione, siccome c'erano ancora certi pregiudizi che ci sono ancora purtroppo, le donne spesso non marciarono assieme agli uomini per festeggiare, perché insomma una donna con gli uomini, allora ecco, comunque ricordiamoci che ci sono 35.000 partigiane riconosciute e che nel novembre del 43 nascono i gruppi di difesa della donna che contano 70.000 persone che avevano come compito aiutare, difendere i partigiani, difendere i diritti delle donne, lottare per i diritti delle donne, e che praticamente molte di loro furono anche proprio partigiane combattenti, ma anche il ruolo delle staffette è stato importante, perché chi è che portava i messaggi, chi è che metteva in collegamento? Le staffette, quindi le donne parteciparono e quindi a pieno diritto, ecco, ripeto, non sempre furono all'inizio riconosciute, adesso ormai è unanime il riconoscimento e abbiamo, per esempio noi dell'ANPI abbiamo lavorato per ricostruire le biografie delle medaglie d'oro, delle medaglie di bronzo, delle medaglie d'argento, 19 donne medagliate d'oro. Ecco, a proposito di medaglie, vogliamo accennare anche al ruolo fondamentale che ebbe l'Università di Padova in questa battaglia di libertà, è un ruolo insomma che tuttora l'Università continua a definirsi ed è un luogo libero di pensiero, e lì molti poterono esprimersi e pensare ad un futuro migliore per questa terra. E il motto è Universi Universis Patavina Libertas, cioè la libertà padovana per tutti e
ovunque. Ecco, è l'unica università italiana medaglia d'oro al valor militare. Per quale motivo? Perché il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, a Padova fu costituito da professori universitari. Ricordiamo Egidio Meneghetti, anche poeta tra le altre in veronese, che perse nel bombardamento del dicembre del 43 la moglie e la figlia che stavano a Larcella, perché lui ecco, quindi Egidio Meneghetti, Concetto Marchesi, il grande latinista su cui libri ho studiato, e Silvio Trentin, altri. Quindi è proprio l'università, e non solo, ma molti studenti e anche insegnanti diedero la vita. Se si entra nell'atrio dell'università, dove c'è il monumento a Palinuro di quello che guidava evidentemente la nave di Enea che entrava e che non riuscì, morì prima, ma insomma ecco Palinuro, quindi è il simbolo di chi ha dato la vita, di Martini, e di fronte c'è la lapide che ricorda tutti i caduti dell'Università Patavina per la libertà, e quindi partigiani, studenti e anche insegnanti. Ecco, vogliamo come ultima cosa proprio rivolgere un invito alle giovani generazioni perché lo studino questo periodo, perché facciano proprio in questo momento in cui il mondo è davvero impazzito, in cui la pace diventa un sogno ma è un'esigenza per tutte le nostre vite. Vogliamo fare un invito alle giovani generazioni? Sì, effettivamente sono passati 80 anni, però la memoria capisco che diminuisca, si attenui, però è importante per noi, per il nostro Paese, perché è stata una lotta che ha portato a una conquista fondamentale, e quindi dobbiamo difendere la Costituzione, ma dobbiamo difendere la democrazia, dobbiamo capire che la pace è un valore ed è affermata, perché l'Italia ripudia la guerra, articolo 11 della Costituzione, e vediamo guerre dappertutto, alcune delle quali non sappiamo assolutamente niente, vediamo un imbarbarimento incredibile a livello anche di tipo di governo, perché la democrazia te la devi cercare col lanternino, ormai avevamo delle certezze una volta, adesso certezze non ce ne sono, la maggior parte dei governi tende a derive autoritarie, ecco, quindi siamo veramente a rischio, in pericolo. Questa è la testimonianza di Floriana Rizzetto. Noi adesso andiamo qualche istante in pubblicità, restate con noi. Di nuovo in diretta con la nostra prima edizione. Saluto e ringrazio l'ospite che mi ha raggiunto con una serie di oggetti che adesso vedrete in studio. Eccolo qua, Luigi Fabris, ben trovato, presidente Legambiente Solidarietà Progetto Chernobyl di Villorba. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo voluto ospitare Luigi Fabris per ricordare, e tanti lo ricorderanno senza dubbio nel territorio, ma poi a livello italiano si parla di 700.000 bambini addirittura, fatti venire in Italia in seguito al disastro di Chernobyl, l'esplosione del reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl. Siamo in Ucraina, ai confini con la Bielorussia, di cui ricorrono domani i 40 anni di quella tragedia che vide qualche decina di vittime certificate per quel incidente, ma in realtà migliaia poi per quello che derivò dalle radiazioni. E allora tra gli anni 90 e gli anni 2000, vero Luigi? Sì. Come Legambiente in Italia si cercò, e altre, poi ci fu una mobilitazione generale, di portare per soggiorni terapeutici i bambini che avevano questo alto grado di radioattività nel loro fisico qui nei nostri territori, in particolare al mare, per ripulire un po' la tiroide e il loro metabolismo da queste radiazioni. Ci racconti. Dunque, intanto correggo una cosa, in Italia era ancora il 25 perché mancavano 37 minuti alla mezzanotte. Eh sì, il fuso orario. Il fuso orario è questo. Intanto un buongiorno a tutti, che l'ho detto mi sembra prima. E riguardo a questo progetto, com'è nata questa mobilitazione? Dall'assessore comunale di allora, era Borghetto, e dopo come si chiama? Siamo a Villorba, Giacinto Bonan. Siamo a Villorba, ecco, appunto. E fra loro due che mi hanno aiutato intanto anche in tutto questo, ma non solo, è stata una cosa che è venuta fuori da tutti ormai, cioè circondario e anche non da fuori. Cercare di fare qualcosa per i più piccoli in particolare. Quello che dovevamo fare era portare qua il maggior numero di bambini, ma ero aggregato a altre cioè non associazioni, sempre la stessa associazione che partiva a novembre a Grosseto, che era la sede principale lì a Grosseto, e si stabiliva in 2 giorni
quanti bambini, quanto cosa e come, insomma, e dopo l'organizzazione la facevamo noi, insomma per febbraio doveva essere l'ULSS, allora era l'ULSS 9, che organizzava già le visite mediche specifiche per poter intervenire in caso, e quindi mi dava già degli appuntamenti senza sapere chi cosa arrivava, e dovevo andare con un interprete naturalmente sempre, e a volte mi capitavano anche, adesso che parliamo già della sanità, di essere 2 o 3, e quindi avevo bisogno anche di persone che erano di solito dei badanti, che andavano direttamente su questi ambulatori, perché l'ambulatorio dentistico, questo, cioè certo. L'unica cosa che dava fastidio alle autorità russe erano iniezioni o qualcosa anche per i denti. Ho visto bambini che hanno voluto farsi mettere a posto le carie senza anestesia. Niente. Stringevano i pugnetti e stavano... Gli dicevano di non farsi iniettare nulla, insomma. No, niente, chissà perché cosa, avevano paura di pensavano. analisi, ricerche che potevamo fare noi. Insomma, non c'era niente di questo, ma avevano questa paura qua. Allora, andiamo con ordine, Luigi. Noi stiamo vedendo, mentre lei parla, delle immagini del posto. Per la sua esperienza personale avete agito principalmente in Bielorussia, sì, con uno scambio, diciamo, reciproco, ecco, di questi bambini che voi organizzavate durante l'inverno i soggiorni. Sì. Qui naturalmente sti ragazzini di età compresa... Fra i 6-7 anni e i 13 anni al massimo. Ecco, la fase più delicata un po' della loro crescita. Devo dire una cosa, mi sono capitati dei bambini che avevano 13 anni, ma... Per modo di dire? Penso di sì, ma comunque sul passaporto che avevano era scritto 13 anni. E quindi... Vabbè, ma voi aiutavate tutti quelli sì. che arrivavano. Allora, d'inverno organizzavate questo viaggio, e quanti più o meno al colpo? Non so se posso dire un nome grosso, della Benetton Group, che ci dava tutto il vestiario, perché arrivavano qua con un sacchetto di plastica dove avevano il mangiare e quello che avevano addosso e basta. Mamma mia. Ecco. Non dico come arrivavano, addirittura racconto un fatto che è successo. Viene un bambino che aveva la mano destra sempre chiusa quando è arrivato, è salito. Un'altra cosa che dico, ringrazio subito i pompieri che ci davano il pullman per andare a prenderli a Milano, in aeroporto, o anche a Venezia, o anche come si chiama, Orio al Serio a Bergamo. Ecco, arriva con questo pugnetto, ma non avevo fatto caso, e dopo quando l'abbiamo consegnato alla famiglia, no? L'hanno portato a casa, doveva farsi il bagno, e questo teneva il pugno, non voleva lavarsi il pugno così. Aveva una ferita, che aveva preso un cavo elettrico, una bruciatura, e aveva fatto infezione, sicché non ha potuto al mare andare dentro in acqua, dove siamo stati anche in piscina neanche lì, e a farsi le medicazioni in ospedale direttamente. Certo. Comunque poteva arrivare di tutto, insomma. Lui aveva paura di non venire in Italia per questa ferita, e quindi ha fatto... L'ha nascosta fino all'ultimo. Un'altra l'anno prima, 2 anni prima, durante cioè quando arrivavano, c'era... posso dire il nome, il dottor Spinella soprattutto, certo, di Villorba, dava un'occhiata così se c'erano problemi, anche perché entrava dentro su un'altra famiglia, insomma. Certo. Ecco. E quindi è venuto fuori che aveva sentito qualcosa del cuore, ha detto ma sarà meglio in ospedale, magari fargli una piccola... La visita in ospedale, aveva un problema al cuore, e hanno chiesto di operarlo eventualmente in Italia. No, le autorità hanno detto lo operiamo a Minsk, questo nel 2000. E hanno detto ma noi non abbiamo, non so se erano farmaci di rigetto o cosa, e ne hanno chiesto 12 flaconi. I 12 flaconi all'ospedale di Treviso, Caponcello, ci hanno dato 24, la farmacia, 24 flaconi, e poi sono stati mandati là con un altro giro che sono andati... Quindi c'è stata anche questa forma di sostegno e di solidarietà. Nel 2001 è stato operato, e quindi sono andato a trovarlo sul giro che ho fatto nel 2001. Vado in ospedale, cioè intanto ho chiesto al bambino cosa voleva, pensavo che mi chiedesse giocattoli o qualcosa, mi ha chiesto da mangiare.
Va bene, io gli ho portato il giorno dopo con la borsa e il primario ha voluto parlare dell'ospedale, ha detto è andato tutto bene, ringrazio delle medicinali che ci hanno fornito perché sennò non potevamo, però ho un problema. Quale? Ho avanzato 12 flaconi perché me ne hanno dato 24. Ho detto, ma non capiterà qualcun altro che ha bisogno? Perché lui voleva darmeli indietro. Ma comunque questi fatti li avete lasciati? Sì, abbiamo lasciati. Cioè, certo. Allora, episodi credo ce ne sarebbero tanti. Diciamo un po', allora, questi ragazzi in che numero arrivavano più o meno? Questa è l'esperienza vostra, ma poi ripetiamo, in tutta Italia si è fatta questa esperienza? In tutta Italia arrivava 1 migliaio di ragazzi. Cioè con questa associazione, perché c'erano anche altre associazioni che si sono messe. Questa era Onlus, non aveva profitti né niente. L'unica cosa era che venivano una volta soltanto i ragazzi, sicché la maggior parte, anche quelli che abbiamo avuto noi, sono venuti la seconda, terza volta, ma perdavamo la famiglia perché li faceva venire con le altre associazioni. Benissimo anche così comunque questa cosa qua. Bene. E stavano in famiglia, abbiamo detto? No, stavano in famiglia. La mattina organizzavamo noi, parlo di quello che facevamo a Villorba. Si faceva l'organizzazione a Villorba per portarli intanto all'estate giocando, che lo pagava il comune, e il comune, devo dire anche un'altra cosa, mi forniva un telefono per una volta alla settimana telefonare a casa. Sì, perché costava. Sì, costava, comunque, scusate, costava il telefono e questo mi sono venuto incontro. E poi c'era il pomeriggio che stavano con la famiglia, quando non erano la settimana al mare, e anche la settimana al mare, grande aiuto l'ho avuto da posso dirlo, non so, il negozio. No. Sarebbe meglio non fare pubblicità. Faccio soltanto i nomi. Sì. Diego, Pietrobon e Morena. Sempre lì del paese, allora? Di fronte a casa mia con un negozio di... E fornivano cosa? Fornivano i soldi direttamente per il mare. Un sponsor, una cosa di aiuto. E dopo, adesso mi vado male anche a dire un nome perché... la Lega Calcio Fontane là, che facevano l'addio finale con la partita di calcio fra bambini e tutte quante queste cose qua. Era organizzato comunque da noi, tutto quanti, giorno per giorno. Già a febbraio questo passaggio, non era a novembre si andava a Grosseto, ma dopo si partiva subito intanto per recuperare i soldi perché bisogna pagare l'aereo, bisogna pagare tutto quanto quello che c'era da pagare, insomma, ecco. Questo si andava in colonia a Bibione, era veramente spettacolare queste giornate che facevamo lì a Bibione. Ecco qua è l'arrivo vero e proprio, questo qua, davanti al comune nostro. Senta, ma cosa raccontavano? Voi capivate anche poco, immagino, di quello che dicevano questi bambini. I bambini di quello che era successo dicevano qualcosa? No, di quello che è successo niente. Avevano una grande, come si può dire, euforia di vedere l'Italia, vedere ciò che io sono stato lì e ho visto com'era, perché venivano non dalle città, non da persone che potevano permettersi anche di mandarli in posti dove il mare, che andavano in Crimea naturalmente sulla parte opposta, insomma, certo. Comunque si prendevano dai villaggi. I villaggi, Forse abbiamo qualche foto nel primo blocco di immagini, no? Sì. Proprio dopo lo rivedremo. Sì, questa cosa qua bisognerebbe vederla per rendersi conto cosa c'era sul villaggio. C'erano le donne che andavano a mungere le mucche la mattina e la sera, c'era quello che guidava il trattore se c'era il trattore, e se no c'era come una piccola, come si dice, fabbrica per vivere. Certo. Ecco, su questo villaggio. E dopo quello che potevano da fuori, sì, che quello che mi ha stupito erano i tetti tutti in Eternit. Come non bastasse tutto il resto. E dopo c'erano i pozzi. Ecco, non so se l'ha mandata, è in onda? Sì. Ecco, questo è un pozzo. Oppure c'erano quello, e non è tanto profondo, ma pensare che tutto quanto il territorio bielorusso è stato contaminato a, come si può dire, a macchie di leopardo. Non tutto, la parte più contaminata è stata quella a est, cioè
dalla parte dove c'era anche la centrale. Il vento ha portato tutto quanto l'inquinamento di cesio e iodio, soprattutto l'iodio che faceva male veramente ai bambini, e ha fatto questa diciamo, passaggio, e la nube ha proseguito dopo. Si potrebbe anche parlare ancora più, che è arrivata prima in Svezia. I svedesi 5 giorni dopo si sono accorti e hanno dato l'allarme, e quindi sono state zitte le autorità russe per 5 giorni, e dopo hanno dovuto ammettere che c'è stata una uscita di una nube radioattiva. Questa nube radioattiva portata dal vento ha scaricato nel terreno a macchia del leopardo, diciamo, come dicevo prima, e dopo ha invertito la rotta il vento e ce l'ha portata proprio a Belluno soprattutto, e qua a Treviso, su il Padalto e quello di Praderate, i 2 passaggi che sono entrati. Ecco, è arrivata meno potente di là, ma però ci hanno fatto buttare via in quei giorni dall'orto tutto quello che c'era sull'orto, soprattutto quella verdura a foglia larga. Io che poteva accumulare. Ho preso dal mio orto, l'ho fatto una buca e buttato via tutto quanto. Sono passati 40 anni, ma credo che tutti ce lo ricordiamo bene, no? Questo fatto sì, non da parte così visiva o qualcosa non si vede niente, però hanno constatato che c'è stato un aumento della radioattività. Senta, visto che non abbiamo molto tempo, cosa sono questi oggetti che ha messo qua sopra? Questi qua sono stati regali che ho ricevuto. Questo l'ho ricevuto dal preside di Narovlia, all'Uninese. Lo alzi un po' che vediamo cos'è, un mestolo. Un mescolo per il latte. Pitturato, ecco. Io avevo dato a questo preside, dato a questo preside, non so se si vede. Cos'è questo? Questa qua è una targa mandata dal sindaco di allora, Lino Torresan, e è scritto in pratica l'amicizia fra i 2 popoli, è scritto in russo e in italiano. Questo me lo ha scritto, posso dire il nome della... Sì. Era Oksana, e non so come si dice... Che aveva tradotto allora. Mi ha tradotto, è scritto su argento, questo qua, su una piastra di argento. Insomma, per ricordare l'amicizia tra i 2 paesi. Questo qua. Poi lei ha ancora diversi tesserini dei bambini, no? Che vedo qua. Che sono... Questo qua, i tesserini qua, di questi bambini qua, non so se si vede, sì, si vedono. Ecco, i tesserini, quando si andava sia al mare, sia a Venezia, sia in giro in tanti posti, li appendevo perché c'è il mio numero di telefono sotto e il nome del ragazzino che non parla nessuna parola. Quello che mi ha stupito sempre di questi ragazzini è stata la capacità in un mese di parlare e dire parole e frasi in italiano. È una cosa stupenda. Addirittura mi è successo all'aeroporto di Milano, eravamo tutti quanti i gruppi, quelli del nord, insomma, lì a Milano, concentrati. Cercavamo con le valigie, perché non avevano valigie, avevano i zaini regalati. Per esempio a noi hanno regalato anche gli zaini, la cartolibreria che c'era lì vicino a Fontana, insomma. Ecco, cioè cercavo di tenerli fermi perché non avevano questa etichetta e dovevano partire dopo. C'era un bambino che mi andava e io lo prendevo da un altro gruppo, lo mettevo in strada, che andasse di là. L'interprete mi dice vado fino in bagno, aveva bisogno di andare in bagno, e quindi questo bambino che va, dopo un certo punto lo mando un poco più in là e vedo i bambini che si arrabbiano con questo qua e lo vogliono pestare in pratica, ma litigare, mai visto così. Insomma, li ho presi e ho detto insomma, mi sono trovato a disagio senza l'interprete. L'interprete viene fuori e dico, ma si sono comportati in questa maniera perché il bambino mi aveva offeso e questi sono andati a difendermi. Cioè, pensa, che dinamiche. Un po' particolare. Qua stiamo vedendo tante attività. Noale, qua ero a Noale, che li ho accompagnati a Noale un giorno. Qua siamo a Bigolino su queste fotografie qua. Gli amici di Bigolino devo ringraziarli, quelli di Cornuda,
Ecco, avevano preparato un bello spiedo. Sì, ma avevano preparato un'amicizia veramente bellissima. Guardate come erano felici, e qua c'erano diverse persone, insomma, che ci davano una mano anche per i bambini. Qua si sono divertiti sull'acqua del Piave, un ramo del Piave, questo qua è stato quanto portato. E qua siamo sulla Fontane, il calcio Fontane, che ci ha dato sempre una mano. Insomma, tantissime attività. Senta, ultima domanda che le faccio, che in realtà ha due riflessioni contiene. Cosa ci lascia questa esperienza? A 40 anni, innanzitutto lei che è di Lega Ambiente ci lascia una riflessione sul nucleare senza dubbio, e poi c'è l'aspetto umano di quello che le ha lasciato questa intanto avventura. Devo dire un po' il parere mio. L'esplosione, da quello che mi sono informato per bene, era soltanto successa perché hanno voluto fare un esperimento al di fuori di quello che veramente era il testo di procedura, certo. Ecco, e lì è esploso dopo, perché non sono riusciti più a controllarlo. Sì. Ecco. E riguardo al nucleare, forse ho sbagliato perché ho votato anch'io no al nucleare, però col senno di poi, parliamo così, era l'impatto di Chernobyl che mi ha fatto ragionare così. Un nucleare ben controllato è quello che sta avvenendo adesso, penso che potrebbe esserci, però non vorrei prendere le ire anche dalla mia stessa Lega Ambiente nazionale, questo qua. Certo, non so, ma è un'opinione sua, è un'opinione mia, per quello che ho visto e per quello che mi sono informato proprio di quell'esplosione, perché sono stato dentro nelle zone contaminate lì della Bielorussia e ho visto cosa è successo. Gli alberi, addirittura alla punta degli alberi c'erano larici e betulle che a un certo punto avevano una punta e non si capiva cosa era. Mamma mia. Era quello che è nato poi dopo, insomma. Certo. Senta, mentre dal punto di vista umano l'esperienza con sti ragazzi cosa le ha lasciato? È stata qualcosa. Si commuove, si commuove ancora adesso a distanza di tutti questi anni. Allora dai, la ringraziamo perché è la reazione più bella, mi sto commuovendo pure io. Allora, Luigi Fabris, davvero grazie di questo bellissimo ricordo, di averci postato tutti questi oggetti. Quella è stata una pagina bellissima di solidarietà del nostro territorio che abbiamo voluto ricordare oggi. Va bene, grazie a voi comunque. Grazie anche per l'emozione che ci ha trasmesso. Allora noi regia andiamo qualche istante in pubblicità, poi riprendiamo la nostra trasmissione, avremo collegamenti dal territorio, parleremo anche di sport. A tra poco. Ritorniamo in diretta con la nostra prima edizione dopo questo bel racconto, questa bella testimonianza dei soggiorni terapeutici che tra gli anni 90 e gli anni 2000, all'inizio del 2000, vennero organizzati qui nel nostro territorio per i bimbi contaminati dalle radiazioni di Chernobyl. Domani i 40 anni del disastro del reattore 4, ne riparleremo ampiamente anche nei telegiornali di domani. Adesso cambiamo decisamente argomento, andiamo all'aria aperta, eccolo qua. Il nostro Lucio Zanato in diretta, ci dirà lui da dove, perché oggi è girovago, sempre però con il tema degli asparagi, vero Lucio? Buongiorno. Sì, buongiorno Lino, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Tema degli asparagi, tema del turismo, tema delle sagre di qualità, tema del fatto che le sagre, come dire, stanno ancora cercando di capire che tipo di legislazione amministrativa e contabile devo portare avanti. Insomma, stiamo realizzando una puntata di agricoltura, quella che andrà in onda nel prossimo fine settimana, e devo dire anche con temi davvero importanti. Volevo però fare un accenno al tuo blocco di prima, perché 40 anni fa noi raccontavamo cosa era successo, anzi cosa sono state le ricadute di Chernobyl nel nostro territorio, e domani magari faremo vedere diversi servizi che avevamo realizzato. Molta gente non si ricorda, ma 40 anni fa arrivarono proprio anche delle ordinanze di non utilizzare la verdura, ad esempio degli orti. C'erano proprio gente che girava col contatore Geiger per capire il fallout di Chernobyl, cosa avrebbe
sarebbe significato per i nostri territori. Insomma, un tema che tu hai fatto bene a toccare oggi e che domani magari rivedremo proprio nei servizi del tempo. Detto questo, siamo qui a Scandolare di Zero Branco in un tour che per la quarta volta si sta realizzando ed è un tour legato al mondo dell'asparago, quindi all'agricoltura, ma è un tour ciclistico. Perché? Perché la proposta che viene fatta da 4 anni a questa parte è quella di poter dimostrare che si può fare turismo, un turismo lento, un turismo sostenibile con la bicicletta, andando a scoprire quelle che sono le particolarità del nostro territorio. Noi la conosciamo, la particolarità, perché l'asparago è di casa nostra, ma devi tenere presente che moltissimi, ad esempio da Roma in giù, non conoscono assolutamente cos'è l'asparago. Anche che il Veneto è il primo produttore in Italia per quanto riguarda gli asparagi, con 13 milioni di tonnellate nel 2025 tra asparago bianco e asparago verde. Poi qui siamo in un'area davvero particolare perché ci sono 2 IGP e una DOP. La DOP è quella di Bassano, le 2 IGP sono quella di Badoere e quella di Cimadolmo, e noi racconteremo queste cose. È anche un'economia importante, perché bisogna dire questo, che insomma i soldi arrivano quando arriva la qualità. E quindi adesso intanto andiamo a vedere i nostri ciclisti, perché loro stanno proseguendo in questo giro e adesso andranno a Badoere e poi a seguire a Spercenigo, e poi termineranno questo tour iniziato questa mattina al Ponte di Bassano con l'arrivo a Cimadolmo. Domani a Cimadolmo c'è anche la festa dedicata proprio all'asparago, una festa importante proprio perché si fa anche il punto della situazione di tipo economico. E allora sono con Marco Voltarel, che è il presidente della GS Stabiuzzo, che ha organizzato. Gli lasciamo gli occhiali perché di solito in televisione esatto, perché in televisione è bello vedersi negli occhi. Come sta andando questo tour? Tutto bene, adesso... Tutto bene? Perché io ho sentito qualcuno che ha detto siamo già finiti. No, scherzano. E adesso andiamo a Badoere, ci spostiamo lì e poi ci sposteremo a Spercenigo e poi per finire a Cimadolmo. Ecco, per quanto riguarda gli itinerari, avete trovato delle difficoltà, oppure se io ad esempio prendo la bicicletta sono tranquillo perché ci sono le piste ciclabili, oppure rischio da qualche parte perché magari è un po' difficile, ci sono macchine che percorrono? Perché poi il tema è sempre quello, no? Facciamo un turismo lento, però abbiamo le strutture per poterlo fare. Direi di sì, l'importante è sempre comunque stare attenti, ci vuole attenzione comunque per strada e osservare il codice della strada bene, insomma. Ecco, però le piste ciclabili ci sono. Sì, direi di quindi sì. si può pedalare in sicurezza. Sì. E questo è già un primo dato importante, perché significa portare turisti in questo territorio, per questo che è il turismo lento. Ancora un minuto, poi vi faccio partire perché vado da Lucio Paladin. Lucio Paladin, lei è quello che ha organizzato di fatto tecnicamente il tour. Sì, ho disegnato un po' il percorso, tenendo conto che oggi passiamo sulle terre dell'asparago, e sono terre comunque ricche oltre di enogastronomia, di cultura, di storia, di architettura. Sono percorsi che si adattano molto bene anche al cicloturismo, come avete detto voi poc'anzi. E la bicicletta poi è precursore di questo turismo, perché è un turismo slow, per cui un turismo lento e soprattutto che non inquina. Ecco. Beh, è anche un turismo per chi ha una certa età come me, nel senso che poi abbiamo i giovani non hanno problema a pedalare. Qui ad esempio c'è qualche bicicletta con pedalata assistita? Ma la bici è uno sport e comunque è un mezzo che possono adoperare i bambini da quando hanno un'età veramente piccola fino agli anziani. Adesso con l'avvento delle e-bike ha raccolto tantissima gente che prima non sapeva neanche cosa voleva dire andare in bici. E quindi diciamo che questo è un altro motivo per munirsi delle 2 ruote. Un attimo ancora solo, perché poi vado a trovare il grosso del gruppo, perché lei, insomma, l'abbiamo sentita stamattina, non è la prima volta che fa questo tour. Come lo sta trovando oggi, con una giornata di sole rispetto alla prima con la pioggia? Oggi rispetto alla prima e anche alla seconda con la pioggia e col freddo tanto meglio. La prima volta abbiamo sofferto per il freddo e per la pioggia, e la seconda volta anche. Però oggi
è andata abbastanza bene. Bicicletta con pedalata assistita, sì. E anche ginocchio, ginocchio al titanio. E anche ginocchio al titanio. Ecco, no, ci vuole tutta la componentistica giusta per la bicicletta. Sa perché sono venuto da lei? Proprio per questo fatto, perché tutti dicono appena mi rifaccio il ginocchio dopo una certa età non uso più la bicicletta, invece? No. Io mi trovo decisamente meglio, perché l'altro anno non avevo il ginocchio bionico, quest'anno ho il ginocchio bionico e va 100% meglio. Ecco, quindi diciamo che se uno si rifà il ginocchio può... Sì. Ecco, questo è un altro dato importante. Beh, adesso vi faccio andare, altrimenti rimanete qua per un po' di ore. Allora, con Nicoletta facciamo andare il via ai ciclisti che possono partire, ma noi rimaniamo ancora un po' in diretta. Prego, andate, grazie, ci vediamo dopo per il resto della puntata di Agricoltura. E nel frattempo che passano, che spieghiamo perché ci siamo qua, no? Quindi stiamo con Franco Carollo, che è il presidente della GS qui, Scandolà, del gruppo ciclistico. Perché avete accolto qui i ciclisti? Allora, i ciclisti li abbiamo accolti proprio perché si coniuga sia il territorio, quindi l'asparago e via dicendo, con il ciclismo e il ricordo del nostro campione. Allora andiamo lì a vedere. Franco, vieni con me. Allora, qui abbiamo un monumento. Voi avete pensato di dedicare un monumento a Silvano Schiavon. Ecco, raccontiamo a chi non conosce il ciclismo, ma soprattutto Silvano Schiavon, chi era. Allora, Silvano Schiavon è stato un grande ciclista, un professionista che ha praticamente dal 65 al 74 per 10 anni ha partecipato al Giro d'Italia, ha portato 2 volte la maglia rosa e poi altre infinite gare, il Giro del Canada, della Svizzera e tante altre che adesso non ho tutte quante da elencare. Ed è poi anche un po', diciamo così, l'immagine del nostro Veneto di quel tempo: testa bassa, pedalare, parlare poco e fare tanto e soffrire. E lui era una persona che, diciamo, sapeva soffrire molto, era umile e anche molto rispettoso con gli altri, riconosciuto anche dai suoi colleghi ciclisti, e questo ne va riconosciuto senz'altro. Ha portato, diciamo, conoscenza al nostro territorio, perché per mezzo di lui, delle sue imprese, ha portato a conoscere, diciamo, Zero Branco Scandolara in tutta Italia, che prima Zero Branco... In una battuta, però, voi state organizzando una cosa anche a Pianezza, perché c'è una gara che voi al 21 giugno farete partendo da qui e arrivando a Pianezza. Perché? Allora, questa gara è un memorial dedicato a Silvano, proprio per ricordare la sua memoria. Arrivo a Pianezze perché là a Pianezze c'è un monumento che, oltre che a questo, abbiamo un altro monumento dedicato a lui, costruito assieme anche alla società Mioneto di Valdobbiadene in collaborazione col comune di Valdobbiadene, perché là lui si allenava, praticamente era un banco di prova per le salite, e quindi là c'è il monumento, ma c'è anche la storia di Silvano, ma anche la nostra storia, che per 42 anni abbiamo fatto una gara dedicata agli allievi. Quest'anno la dedichiamo a juniores, quindi un passo avanti ancora più in alto per ricordare Silvano. Ecco, questo per dire, insomma, che ci sono delle attività sportive che si coniugano con un territorio, storicamente parlando, ma anche con un prodotto. Allora, adesso le ultime battute le facciamo con, diciamo così, i veri protagonisti, perché sono con Antonello Badin, vicepresidente della Proloco di Zero Branco. Tu lo sai, l'abbiamo raccontato già diverse volte, i nostri telespettatori lo sanno, la Proloco di Zero Branco è l'unica Proloco d'Italia che addirittura ha 3 sagre di qualità. Certo. Le sagre di qualità significa che voi date 3 prodotti davvero particolari, certo, testati, controllati e certo, di altissimo livello. Certo, noi abbiamo il radicchio di Treviso IGP, quello tardivo, abbiamo l'asparago di Badoere IGP e abbiamo anche il peperone, il re peperone. La storica sagra del peperone. A Treviso chi non è mai passato una volta. Pensa, Lina, tu eri giovanissima, però i Rockets sono arrivati, certo, che erano completamente tutti verniciati, certo, di argento. Certo. La gente se la ricorda ancora quella volta. Certo. Comunque diciamo che la sagra del peperone è la sagra più storica di Zero Branco, la 59esima quest'anno, ha un afflusso di persone molto molto importante, ma non è da meno, ma non sono da meno neanche le 2 sagre, diciamo, che erano prima
erano in ascesa, perché quest'anno la sagra dell'asparago ha avuto più di 30.000 persone, cioè una cosa importante. Questo è un dato altrettanto importante, qui entriamo in economia, 30.000 persone che vengono a una sagra significa soldi che arrivano e significa anche qualità. E chi è che arriva? Perché arriva tutta gente da Treviso? No, 30.000 no, da dove arrivano? No, allora quest'anno sono arrivati gente da tutto quanto il nord Italia quasi, Brescia, tutta la parte diciamo del Trentino Alto Adige, anche della parte del Friuli Venezia Giulia. E anche addirittura abbiamo tanti amici che hanno i camper, quindi dalla Toscana addirittura, prima che è una cosa molto importante, da Bologna ci chiedono di fare un piccolo percorso. Chiaramente il Veneto è pieno di cose bellissime e quindi è facilissimo farlo, poi la sera vengono lì a mangiare e sono contentissimi. Insomma, diciamo che questa è un'attività enoturistica, economica, sì. Insomma, voglio dire, è un'attività che sarà anche l'attività del futuro per i nostri territori, perché poi con quello che sta capitando con lo stretto di Hormuz, voi sapete che molti aerei non partiranno e quindi tanti si stanno già convertendo a un tour, a delle ferie molto più vicine. Certo. Grazie Antonello Badin, però l'ultima persona che voglio andare a trovare è un volto storico, non è vero? Non è vero, Marisa Berto. Cuore e passione per la Proloco, passione. Però io ti chiedo questa cosa perché tu sei un po' arrabbiata con questa cosa della fiscalità. Noi l'abbiamo raccontata, abbiamo cercato di capire come va a finire, ma mi pare di capire che non si è ancora capito nulla. Allora, non sono arrabbiata, sono amareggiata perché la nostra è una Proloco strutturata proprio perché fa 3 eventi di qualità e quindi ci siamo organizzati e abbiamo dovuto partire fin dal 1° gennaio con i registratori di cassa fiscalizzati. Il problema è che le Proloco più piccole che non hanno la nostra organizzazione sono destinate a scomparire perché i costi di gestione e di organizzazione non permettono loro di affrontare quelle che sono le problematiche connesse alla nuova normativa fiscale. Purtroppo questa normativa che è entrata in vigore il 1° gennaio, tuttora da parte dell'Agenzia delle Entrate non ci sono le disposizioni chiare che dicono come ci si deve comportare, quindi le Proloco più piccole che finora non avevano contabilità ordinaria o non sapevano come gestire a livello amministrativo burocratico i loro proventi perché usufruivano della legge 398 che è tipo forfettario, insomma. Esattamente, il regime forfettario previsto dalla 398, questo significa che adesso sono in grandi difficoltà e molte hanno già deciso che non faranno più le iniziative come prima. Cioè niente sagre? Le faranno ma molto più ridotte, invece che fare 6 giorni ne faranno 1 in giornata e molte proprio spariranno, anche perché con il calo del volontariato che c'è, perché ricordiamo che siamo tutti volontari che... Quindi i soldi non ne prendete, anzi ci rimettete in benzina? Esattamente, perché i soldi della benzina per esempio per andare avanti e indietro sono di tasca nostra, tempo dedicato a orario continuato e quindi non basta solo la passione e la buona volontà, adesso è giusto rispettare le normative della sicurezza, della CACCP, tutte quelle che sono le normative a garanzia dei consumatori, assolutamente noi siamo tra i primi che le hanno messe in pratica, però a questo abbinare anche una normativa fiscale che vincola e crea dei problemi importanti da un punto di vista organizzativo e amministrativo è veramente demotivante. Grazie Marisa, credo di averti rubato tutto il tempo possibile, però mi pare che gli argomenti siano importanti tra turismo, economia e poi questo problema delle Proloco che a quanto pare non ne vediamo ancora fuori. Mi sembra di discussione e anche di riflessione per i nostri telespettatori ce ne siano. E da Zero Branco, anzi da Scandolare Zero Branco per il momento è tutto e noi ci vediamo al prossimo collegamento. A te Lina. Grazie Lucio, grazie a Lucio Zanato, Nicoletta Rizzetto per questo collegamento. Allora, a proposito di categorie in crisi, andiamo a sentire quello che è il focus di oggi della CGA di Mestre col coordinatore del centro studi Paolo Zabeo, che ha calcolato che dopo 2 mesi di guerra nel Golfo, abbiamo sentito Lucio accennare al tema dello stretto di Hormuz, ecco, per gli autotrasportatori fare il pieno è costato parecchio in più. Sentiamo. L'autotrasporto è un'infrastruttura economica importante per il Veneto. Anche nella nostra regione l'80% delle merci corre su gomma. Materie prime, semilavorati e prodotti finiti viaggiano ogni giorno dai poli industriali ai magazzini, dai porti agli stabilimenti fino ai supermercati e alle nostre abitazioni.
Questo rende il settore essenziale per il funzionamento dell'economia regionale e per fronteggiare i spaventosi rincari del gasolio di queste ultime settimane il comparto ha proclamato il blocco nazionale per il prossimo mese di maggio. Tuttavia molte imprese rischiano di lasciare i camion fermi nei piazzali molto prima perché non hanno più la liquidità per riempire i serbatoi. Sia chiaro, la protesta degli autotrasportatori non è solo una legittima rivendicazione di categoria, ma un tema di interesse nazionale che va affrontato immediatamente. Questo dunque il focus della CGA. Allora noi adesso parliamo di calcio per qualche istante, perché questo 25 aprile per Venezia può avere un significato che va oltre la festa di San Marco, anche un significato sportivo. Abbiamo detto, dovremo avere in diretta telefonica il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, buongiorno. Eccoci, buongiorno a te e ai nostri telespettatori, naturalmente buona festa della Liberazione e di San Marco qui da Venezia. Da ieri San Marco patrono anche di tutti i veneti. Sì, e come dicevi giustamente, una giornata splendida per il sole e di grande emozione. La febbre da Serie A già si percepisce da giorni in città, perché questo pomeriggio con fischio di inizio alle 17:15 il Venezia sfida l'Empoli nel terzultimo turno del campionato di Serie B, un campionato esaltante fin qui per gli arancione-verdi, che oggi hanno anche teoricamente, come giustamente ricordavi, l'opportunità, la possibilità di festeggiare con 2 turni di anticipo il ritorno in Serie A. Ovviamente perché ciò avvenga i ragazzi di Giovanni Stroppa dovranno battere l'Empoli. E poi in seconda battuta sappiamo che gli avversari diretti del Venezia avranno già giocato quando il Venezia scenderà in campo. In particolare le attenzioni di tutte sono per il Frosinone. Nel caso in cui il Frosinone dovesse perdere e il Venezia vincere, il Venezia sarebbe matematicamente promosso in Serie A. Se invece il Frosinone riuscisse a vincere oppure a portare a casa un punto, l'appuntamento con la matematica sarebbe rimandato, ma a quel punto sarebbe ancora più importante per i nostri arancione-verdi, per il Venezia, riuscire a vincere, in quanto il Monza con una partita in più ha appaiato il Venezia in terza classifica, che lo ricordiamo agli scontri diretti. Quindi ci sono sostanzialmente il Venezia, il Frosinone e il Monza che si giocano la Serie A e sono distaccate 3 squadre in 3 punti, il Venezia che comanda la classifica, il Monza che lo ha appaiato vincendo ieri e quindi con una partita in più, e il Frosinone con 3 punti di ritardo rispetto al Venezia, ma che dovrà giocare nel pomeriggio. Quindi se il Venezia vincesse e il Frosinone perdesse sarebbe matematicamente Serie A. Comunque, come ricordava ieri il mister Stroppa, è fondamentale questa partita perché ne determinerà il proseguo. Mancano ancora 3 partite, con quella di oggi 2 dopo il match odierno, per cui non è che sia l'ultima e unica possibilità. È il primo match point della stagione, da registrare un grandissimo affetto da parte del pubblico che riempirà il vecchio stadio Penso come non accadeva praticamente dall'ultima giornata di Serie A lo scorso anno, proprio nell'ultima giornata quando arrivò la Juventus e il Venezia venne matematicamente retrocesso in Serie B. Direi che comunque vada, fino a questo momento il Venezia sta disputando un campionato straordinario, così come il Monza, il Frosinone e aggiungo anche il Palermo, per cui oggi sarà comunque l'occasione, comunque vada, per ringraziare la squadra e la società per quello che stanno facendo. Allora stiamo a vedere come andrà sui campi da gioco e poi ci riaggiorniamo questa sera nel corso del nostro telegiornale. Grazie Lorenzo. Posso aggiungere una cosa che non riguarda lo sport? Non so se l'abbiate detto, perché sono stato in Basilica fino a poco fa, non ho potuto seguire. Do solo un flash elettorale, che col brivido oggi Giovanni Andrea Martini proprio sul filo dei secondi è riuscito a presentare la sua lista, ma ha rischiato una clamorosa esclusione
proprio per le tempistiche. Anche questo è un tema, no? In questo 25 aprile alle 12 scadevano i termini per il deposito delle liste per le comunali. Venezia sappiamo che è la sfida principale che interesserà il Veneto a fine maggio, e dunque andremo a fare una ricognizione anche di quello che è successo nel capoluogo lagunare. Grazie Lorenzo per questo aggiornamento. A voi, buona giornata. A te, buon lavoro, grazie infinite a Lorenzo Maier. Allora, noi andiamo a vedere quella che è stata una grande apprensione che si è vissuta in queste ore invece da parte dell'Associazione Nazionale Alpini, perché il presidente Sebastiano Favero ha dovuto subire un ricovero in ospedale legato probabilmente anche al grande stress di questi ultimi giorni per le ultime polemiche che hanno investito l'associazione. Il suo ultimo impegno pubblico era stata l'adunata sezionale della Montegrappa a Rosà la scorsa domenica. Sebastiano Favero, classe 48, dal 2013 alla guida dell'Associazione Nazionale Alpini, si trova ricoverato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore a seguito di un malore. Fonti a lui vicine precisano che non è in pericolo di vita, ma che ha bisogno di tranquillità. Alla notizia, diffusa velocemente in tutta Italia tramite una comunicazione della sezione Montegrappa e del presidente Giuseppe Rugolo, moltissime sono state le attestazioni di solidarietà e le espressioni di vicinanza con gli auguri di pronta guarigione. Evidentemente, scrive Rugolo, la sua pur forte tempra e il suo carattere combattivo non ce l'hanno fatta sopportare lo stress causato da una campagna denigratoria vigliacca e ignobile scatenata dai soliti leoni da tastiera sul web. Il riferimento è al forte dibattito scatenatosi dopo la cerimonia di consegna del cappello alpino ai volontari delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo stesso Favero era intervenuto in prima persona con un comunicato ufficiale che esprimeva la posizione dell'associazione. Originario di Possagno, laureato in ingegneria, Favero è stato rieletto meno di un anno fa per la quinta volta alla guida dell'associazione. Tra pochi giorni le penne nere sono convocate a Genova per la 97esima adunata nazionale dall'8 al 10 maggio. E un'altra pena nera, Giancarlo Gentilini, un anno dalla sua scomparsa ieri, il sindaco sceriffo di Treviso a ricordarlo con una lettera aperta, la moglie Maria, che ringrazia la città di Treviso che non l'ha mai lasciata sola, dice, l'ha incontrata per noi proprio il nostro Lucio Zanato. Eccoci qua, un anno senza Giancarlo. Però ricorderò tutti gli anni trascorsi assieme a lui, anche perché se lui non c'è più, lo sento sempre vicino a me. Inizia così la lettera aperta che la signora Maria ha dedicato al suo Giancarlo a un anno esatto dalla scomparsa del sindaco sceriffo. 365 giorni senza Gentilini, l'uomo pubblico e quello privato, ammesso che una distinzione fosse così netta, lui che si sentiva un tutt'uno con la città. Maria lo sa bene e nelle sue parole c'è soprattutto gratitudine nei confronti dei trevigiani. Voglio dire un grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini e siete veramente tanti. Un saluto affettuoso con tanta stima a tutti. Città che non dimentica il suo sindaco e che adesso vuole dedicargli un tratto di mura, quello tra Porta Santi 40 e Vicolo San Bartolomeo, non un luogo a caso. Che lui amava tanto le sue mura, tutti i giorni andava là a passeggiare e quindi è stata un'idea veramente meravigliosa. Anche perché le mura sono un simbolo della città e lui è stato uno dei primi a cercare di salvarle. Altro che lui è stato il promotore di tutta la salvezza di quelle mura là. Ecco, sì, sono contenta. Tra i cimeli e i frammenti di una vita, uno su tutti parla di Gentilini, il suo cappello d'alpino che Maria vorrebbe veder sfilare all'ormai imminente adunata di Genova, portato dal sindaco Mario Conte. Sarebbe ovviamente per me una grande emozione e quindi lo farò certamente e lo farò davvero con l'orgoglio di portare con me Giancarlo Gentilini e indossando la fascia tricolore. Il cappello di Giancarlo credo che sarà un'unione di energie pazzesche. Resta una casa con le sue abitudini, quelle di ieri e quelle di oggi. Qua io parlo con questo, gli parlo. Ah sì? Sì, mi siedo qua nella poltrona, lo guardo e delle volte gli dico, oggi sono le 5, ti ricordi che magari prendevamo il tè insieme? E mentre scorrono i ricordi, Maria alza lo sguardo per quello che è un messaggio semplice e diretto, capace di dare forma e sostanza a un'assenza.
E dopo inoltre voglio anche dire, Giancarlo, hai visto che mi sono fatta coraggio e ti ho lasciato un pensiero anche per te in questo giorno un po' triste per me e per tutti quanti. Sicuramente tu adesso ti farai una bella risata come era il tuo solito. Ciao. Il nostro tempo termina qui, io ringrazio in regia Alberto Pivetta e Andrea Basso, vi ricordo dopo di noi Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, dalle 15:50 il film L'amica delle 5:30, film americano musicale, commedia con Barbara Streisand e Yves Montand, diretto da Vincent Minnelli. Vi ricordo adesso le previsioni del tempo, vi auguro un buon sabato pomeriggio, arrivederci.